Signore e signori, buonasera e benvenuti al concerto del gruppo Incontro di Trieste. E sono qui io a presentare questa sera perché la nostra corista, che normalmente presenta tutti i nostri concerti, purtroppo ha dato forfait e oggi era completamente senza voce, quindi non poteva né cantare né neanche presentare. I brani di musica contemporanea che vi presentiamo sono stati scritti da compositori della Slovenia, del Friuli Venezia Giulia, quindi della nostra regione, e della Scandinavia. Potrebbe sembrare un abbinamento strano, in realtà è stato scelto di proposito perché questi autori sono stati influenzati dalle novità apparse nel mondo musicale del Novecento e alcuni hanno sviluppato un modo di comporre molto simile. Questo ci conferma che la musica, il canto corale nel caso specifico, è un linguaggio universale, un'espressione dell'anima che non conosce barriere geografiche o culturali. Partiamo con gli autori della nuova scuola di composizione slovena che hanno molte cose in comune. Sono quasi tutti giovani, si sono formati all'Accademia di Musica di Lubiana, sviluppando poi delle personali caratteristiche e di personali stili, e sono sia compositori sia direttori di coro. Seguono anche una linea compositiva simile, con echi antichi che a volte richiamano il gregoriano, ma con elaborazioni moderne. Iniziamo subito con due brani di Andrei Makor, classe 1987, quindi molto giovane, che già da tempo collabora con prestigiose formazioni corali in Slovenia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, e le cui opere hanno avuto già molti riconoscimenti internazionali. O Lux Beata Trinitas, il primo brano, è sicuramente il suo brano più noto e più eseguito, che egli stesso porta ad esempio del suo stile compositivo. È un inno alla Santissima Trinità, portatrice di luce, su testo in latino di Sant'Ambrogio. Il secondo brano, che verrà eseguito di seguito, Spascenie Sodelal, in antica lingua slava, è tratto dal Salmo 74 e fa parte della liturgia ortodossa e viene eseguito normalmente alla comunione del venerdì. È un inno a Dio che ha portato la salvezza in mezzo agli uomini. Makor lo ha elaborato nel 2020 esaltando l'intensità espressiva della melodia nel rispetto delle sonorità tradizionali. Buon ascolto.
Ed ora passiamo ad Ambros Cioppi. Nato nel 1973, è il punto di riferimento per i giovani compositori e direttori sloveni. Stimatissimo direttore di coro, pluripremiato in Slovenia e all'estero, alla guida di varie formazioni corali e particolarmente fecondo nella produzione di musica sacra. Di Ambros Cioppi vi presentiamo Alleluia, Laudate Dominum Omnes Gentes, composto nel 2016. Alla proposta iniziale dell'Alleluia gregoriano segue una festosa e coinvolgente parte tematica ricorrente tra le varie voci, tornando poi alla melodia gregoriana che termina con l'Alleluia finale in un accordo tonale dissonante. Una breve presentazione anche del prossimo brano di Tine Bech, nato nel 1993, ha scritto questa bellissima Ave Maristella su testo della famosa preghiera mariana e l'ha composta nel 2017. Sentirete come, partendo anche qui dal canto gregoriano, l'autore si è riuscito a dare a questa composizione una modernità, direi, strutturale, che non tradisce e non altera minimamente la linea melodica che si alterna tra le varie sezioni del coro.
Scusate, ma questi tempi morti non erano previsti, quindi vi chiedo scusa se mi dilungo un po', ecco, nella passeggiata. Ecco. Il prossimo brano, quindi di Lojze Lebic. Lojze Lebic ha 91 anni appena compiuti, ma merita veramente un commento a parte. È sicuramente una delle figure più importanti del panorama musicale sloveno. Si è laureato in archeologia e contemporaneamente in composizione a Lubiana ed ha portato il modernismo musicale in una Jugoslavia che si stava aprendo all'Occidente. Dopo una significativa carriera come compositore, direttore e insegnante, dal 1995 è membro dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti. Ha composto questo brano, Čas, che vuol dire tempo, prima per voci maschili nel 1980, quando, come lui stesso afferma, le sue composizioni diventano meno personali e la sua musica più disubbidiente. Lo ha poi rivisto nel 2016 per voci miste su richiesta di Ambros Ciopi, che abbiamo sentito prima. Il brano è veramente molto interessante ed originale, sia nello sviluppo armonico che in quello melodico. Alle prime battute iniziali in tempo lento segue una parte molto veloce con una rapidissima pronuncia del testo. Le voci si rincorrono per ritrovarsi in un accordo dissonante che scende quindi verso il basso con un ampio glissando. Il brano si conclude con alcune suggestive parti parlate per poi concludersi inaspettatamente con un piccolo accordo consonante in pianissimo. Con questa composizione l'autore vuole dare una dimensione circolare del tempo, abbinando le note ad un testo ben preciso. L'uomo ha a disposizione un gomitolo di fili per intrecciare la tenda della sua felicità in un dato tempo. Quando l'ultimo filo si rompe, il tempo si esaurisce, ma solo per rinascere e ricominciare il ciclo. Čas.
Vi ringrazio per questo applauso al coro che va veramente, è veramente molto meritato perché questo brano è veramente molto difficile. Grazie. Mentre il coro si prepara per il prossimo brano a doppio coro, il brano è di Tilen Slakan, coetaneo di Tine Bech, quindi anche lui del 93. E con Da Pacem Domine, brano strutturato a due cori battenti, sembra quasi di ascoltare il canto che accompagna una processione sacra del Medioevo. Si tratta in effetti di un'invocazione a Dio per riportare la pace, ma è una preghiera per i nostri giorni. È stato scritto nel 2022 e dedicato a tutte le vittime della guerra in Ucraina. Noi oggi vogliamo dedicarlo a tutte le vittime dei conflitti che si stanno consumando vicino a noi.
Ora eseguiremo 3 brani di seguito di 3 autori del Friuli Venezia Giulia, che sono 2 autorevoli figure del mondo musicale triestino ed un giovane emergente compositore goriziano. I 3 brani sono molto differenti tra loro, ma interessanti per motivi diversi. Giulio Viozzi, molto famoso, nacque a Trieste nel 1912 da padre originario di Lubiana e fu un grande compositore, direttore d'orchestra, critico musicale e docente di composizione per molti anni al Conservatorio di Trieste. Dalla Missa Santa Eufemia, unico brano di musica sacra per coro e orchestra, eseguiremo l'Agnus Dei. Composta nel 1980, la messa evidenzia una particolare vocazione dell'autore per l'espressione cantata, che si manifesta ampiamente nelle sue produzioni teatrali, corali e cameristiche. Il suo stile per la musica vocale privilegia un procedere strettamente aderente alla sillabazione del testo, ancora più evidente in questo Agnus Dei, in cui la parte melodica si basa su uno sviluppo di molte modulazioni improvvise che caratterizzano proprio la tecnica compositiva dell'autore. Seguirà Giampaolo Coral, scomparso nel 2011, all'età di 67 anni, quindi ancora giovane, ed è annoverato tra i compositori più importanti e significativi della sua generazione. Ha ottenuto con le sue opere molti premi internazionali e le sue composizioni sono state, e lo sono tuttora, eseguite in tutto il mondo. Il brano che eseguiremo, Inclina Aurem Tuam, è un mottetto a 8 voci, scritto nel 1975 e caratterizzato da una derivazione melodica pseudo-gregoriana, in cui gli echi fra le 8 voci rievocano l'ambiente acustico di una cattedrale, cui seguono degli episodi declamati tra cluster, cioè accordi formati da note vicine, e glissandi che creano suggestive sonorità sfruttando tutta la gamma sonora del coro, dall'acuto al grave, per chiudersi con una ripresa del tema iniziale ed estinguersi in un pianissimo sulla parola levavi. Il terzo brano è di Patrick Quaggiato, e l'elaborazione è di Patrick Quaggiato, nato nel 1983 a Cormons e di madrelingua slovena. Ha studiato composizione e direzione corale presso il Conservatorio di Trieste, specializzandosi anche in strumenti a percussione e per direzione per banda. La sua scrittura musicale è molto particolare, influenzata sicuramente dall'esperienza fatta nel campo della musica classica e in quella pop. Abbiamo scelto questa sua interessante e moderna rielaborazione di Ai Preat, la Biele Stele, questo canto popolare friulano che credo non abbia bisogno di presentazioni, specialmente a Gorizia, nato durante il primo conflitto mondiale per chiedere alla Madonna la fine della guerra e il ritorno a casa dei propri cari. È un esempio di come la musica superi il confine linguistico ed anche quello del genere musicale. Infatti, eseguito sempre nella lingua originale, è diventato un canto di fratellanza tra i popoli, conosciuto ben oltre i confini del Friuli, ed è entrato anche a far parte del repertorio di alcuni cantanti di musica leggera. Le voci soliste sono di Erika Benedetti e Daria Ivana Vitez.
La serie dei compositori nordici, che abbiamo annunciato all'inizio, si apre con Jaakko Mentjärvi e il suo El Hambo. Il ritmo prende spunto da quello di una danza popolare svedese, il Hambo, ma molto più veloce per prendere in giro i musicisti che, suonando questa danza, molto spesso si fanno prendere la mano dal ritmo. Il testo invece è una serie di sillabe senza senso, ma l'autore dà delle precise indicazioni della pronuncia che deve essere finlandese con vocali alla svedese. Il tutto cantato con un felice sorriso scandinavo. Tutto questo si spiega col fatto che il compositore è anche traduttore e quindi ha un orecchio particolare anche per il suono della lingua. Noi cercheremo di fare del nostro meglio.
Dopo questa nutrita serie di dissonanze, torniamo in un'atmosfera un po' più calma ed evocativa, con due autori norvegesi, Kim André Arnesen e Ola Gieio. Arnesen scrive principalmente musica sacra o per eventi sacri. Il suo sito si apre con questa frase in calce alla sua foto: meravigliosamente evocativo e tranquillizzante, che riassume perfettamente la sua scrittura musicale. Do Not Neglect fa parte di una raccolta di brani per coro e orchestra del 2022 dal titolo The Stranger e che mira a focalizzare l'attenzione sul dramma dei rifugiati. Come dice il testo su cui si sviluppa, tratto dall'Antico Testamento: non dimenticate mai l'ospitalità verso gli stranieri. Alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ola Gieio è uno degli autori di musica corale contemporanea più amati ed eseguiti, col quale ci immergeremo proprio nel mondo scandinavo. Di Gieio eseguiremo due splendidi brani. Northern Light nasce durante una notte di Natale davanti allo spettacolo dell'aurora boreale, manifestazione affascinante ma anche talmente potente della natura da incutere paura. Il testo in latino dall'Antico Testamento che la accompagna parla proprio di una bellezza soave ma allo stesso tempo tanto terribile da non poter essere guardata. Luminous Night of the Soul è una composizione invece per doppio coro, quartetto d'archi e pianoforte originale, molto articolata nelle diverse parti che la compongono, in cui emerge il ruolo importante del pianoforte, che ha all'interno della composizione anche un suo momento solistico particolarmente affascinante, oltre ad avere un'introduzione del violoncello solo. Il significato del testo può essere riassunto nella seguente citazione di Platone: la musica dà anima all'universo, ali al pensiero, slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, impulso alla gioia e vita a tutte le cose. Buon ascolto.
Permettetemi, a nome mio personale e di tutto il gruppo Incontro, di ringraziarvi sentitamente per la partecipazione e anche per questi calorosi consensi che avete voluto manifestarci. E ringrazio sentitamente l'assessore del Comune di Gorizia, Patrizia Artico, perché non so se è presente, ma comunque ci aveva assicurato della sua presenza. E ringrazio inoltre per il sostegno economico il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, le fondazioni Casali ETS, la Banca 360 FVG, il Comune di Gorizia per il patrocinio e l'USCI, Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, per la registrazione di questo concerto. Desidero ringraziare inoltre i giovani strumentisti del Quartetto d'Archi che hanno collaborato con noi. Avete tutti i loro nomi sul programma che sicuramente avrete. Desidero ringraziare ovviamente Nicola Colocci al pianoforte, che lui è nostro collaboratore musicale da moltissimi anni. E ringrazio ancora per tutti i complicatissimi aspetti organizzativi di questo nostro progetto che si articola in 3 concerti, quindi uno questa sera, domani saremo a Trieste e la prossima domenica saremo a Nova Gorizia alla chiesa del monastero di Castagnerizza. Quindi per questo progetto desidero ringraziare appunto per tutti questi aspetti organizzativi per niente facili il consiglio direttivo del gruppo Incontro ed in particolare il suo presidente Franco Zubin. Infine permettetemi di ringraziare veramente con tutto il cuore i coristi per l'impegno, la passione e la concentrazione che hanno espresso nell'esecuzione di questo non facile programma. Vogliamo però salutarvi non con le parole ma con la musica, perciò vi riproponiamo solo la parte finale dell'ultimo brano del programma, quindi Luminous Night di Ghieio. Un arrivederci a tutti con l'auspicio di avere altre occasioni musicali di incontro, come quello di questa sera, in questo bellissimo auditorium, che purtroppo manca totalmente nella città di Trieste. Grazie ancora a tutti.